Le percussioni di Ciccio Merolla al Trianon Viviani di Napoli sul palco con i suoi fratelli di musica per riabbracciare il pubblico dopo lo stop dovuto alla pandemia. Suonerà domani sera al Teatro Trianon Viviani di Napoli il percussionista Ciccio Merolla, ospite stasera del nostro telegiornale. Buonasera. Eccomi, buonasera. Allora, porterete in scena uno spettacolo musicale, Ciccio e i suoi fratelli. Ciccio e i miei fratelli. Ovviamente c'è il mio trio storico che siamo io, Pietro Condorelli e Davide Afzaal, e poi ci sono degli ospiti che in questi anni mi hanno accompagnato in questo cammino, come Luca Riello, come la splendida voce di Viviana Novembre, ci sarà Valentina Grimaldi per fare insieme a me il tributo al grande Rino Zurzolo, faremo un omaggio anche a Pino Daniele e aprirà la serata Antonio D'Ausilio, che oltre ad essere un mio carissimo amico è un grande comico e una persona molto intelligente, quindi non vediamo l'ora di andare in scena. Dopo tanto tempo, meno male, i teatri che vanno al 100% aperti, siamo molto felici. Ecco, questo è anche un modo di ritrovare, di riabbracciare il pubblico dopo questi mesi che vi hanno tenuto lontani dai vostri spettatori, dai vostri appassionati. Ma certo, ma sono loro i nostri fratelli alla fine. E il concerto in un luogo, il Teatro Trianon Viviani, che praticamente è diventato un luogo simbolo della canzone napoletana. Grazie a Marisa Laurito, a Pinto, che stanno facendo un lavoro incredibile, stanno proponendo delle cose uniche e secondo me belle. Ovviamente parlo dei colleghi che ci saranno prima e dopo di me, non mi permetto di parlare di me, quindi diciamo io ringrazio veramente loro, li ringrazio profondamente. E noi ringraziamo lei, Ciccio Merolla. Ricordiamo domani Ciccio e i suoi fratelli al Teatro Trianon Viviani di Napoli.